Sono stati circa 6.000 i giovani che hanno partecipato alla festa del movimento giovanile salesiano svoltosi a Jesolo domenica 8 marzo. Ospite d'onore della manifestazione è stato il nono successore di Don Bosco. E sto qui perché vi voglio bene! E vi dico come Don Bosco, mi avete rubato il cuore. Splendete come astri nel mondo è stato il messaggio della manifestazione che da alcuni anni si presenta come cardine dell'attività pastorale dei salesiani del Triveneto nel nord-est dell'Italia. 150 attori e danzatori, diverse band musicali che con il coro hanno guidato il canto per l'intera giornata. 300 volontari hanno lavorato dietro le quinte per 7 mesi per l'animazione dei gruppi, per le scenografie, per la logistica. 4 giorni intensi di prove al Palazzo del Turismo della cittadina, a poche decine di chilometri da Venezia, hanno regalato una giornata di entusiasmo anche ai telespettatori raggiunti da Missioni Don Bosco attraverso Telepace e le varie emittenti ad essa collegate. Il tema analizzato e visibilmente praticato è stato quello della partecipazione intesa come messa in gioco di se stessi per costruire relazioni positive e fruttuose fra le persone. Ambientazione nei fatidici anni 70, periodo di grandi travagli sociali e interiori. Tempo di confronto frontale fra modelli antagonisti sul piano politico e prima ancora culturale. Ma anche un decennio di orgoglio giovanile che si è espresso attraverso la creatività e la voglia di esserci. Dentro allo spettacolo si è inserito Don Pascual Chavez per attraversare il debole confine fra rappresentazione e realtà e coinvolgere i giovani presenti in una presa di coscienza del modo di affrontare la vita. La vita è un sogno. La vita è avere una causa per la quale vivere, attorno alla quale organizzare tutti i nostri progetti. Voi non siete il futuro, voi siete il presente. È oggi che dovete prendere in mano non soltanto il palcoscenico di questo bello e grande scenario. Dovete prendere in mano il palcoscenico della storia. Il vostro nome non è domani, il vostro nome è oggi. Presi per mano, partendo dalle delusioni e dalle paure, dalle attese e dai valori di cui sono portatori, i partecipanti hanno seguito con palpabile attenzione i diversi interventi del Rettor Maggiore, fino a partecipare all'Eucarestia. Emmaus è l'incontro dei 2 discepoli con Gesù dopo la resurrezione, prototipi della nostra condizione di credenti. Come fu nostro predecessore Paolo di Tarso, che annunciò Cristo fino ai confini del suo mondo, pur non avendo mai camminato a fianco di Gesù. Oggi, cari giovani, siamo invitati non soltanto a riaffermare la nostra fede in Dio, ma soprattutto in riaffermare la nostra sequela di Gesù, assumendo anche la croce dell'essere Suoi discepoli, frutto della nostra identità cristiana, e nel contempo di una vita sempre più conforme alla sua. Siamo invitati non soltanto a superare lo scandalo della croce, ma man mano che ci identifichiamo con il Cristo, diventare trasfigurati. La giornata ha visto il protagonismo dei giovani anche nel momento dell'Agorà, quando i gruppi di provenienza hanno presentato le loro azioni sceniche nei workshop e negli stand. Davvero una vetrina di potenzialità, già in atto da parte del movimento giovanile salesiano.
Grazie alla diretta televisiva satellitare di 4 ore, prodotta da Missioni Don Bosco Media Center, la festa ha superato le mura del Palazzo del Turismo di Jesolo. Nel clima di gioia e allegria hanno trovato spazio anche le testimonianze di 2 famiglie colpite da pesanti sfide, che hanno trovato nella fede cristiana e nella compagnia della comunità la forza di affrontarle. Trascinato dalla ricchezza degli stimoli emersi dalla festa, il Rettor Maggiore ha letto nei giovani presenti un incoraggiamento forte al progetto Europa. Da qui la genuinità dell'entusiasmo di Don Chavez, che ha condiviso anche i balli gomito a gomito con i giovani.